separazione tra Venezia e Mestre, 206.000 elettori chiamati al voto domani dalle 7 alle 23, è la quinta consultazione in 40 anni, domani dalle 21:15 la maratona in diretta di Antenna 3 per seguire il risultato. Dramma ad Anta di Cadore, bimbo di 10 anni trevigiano cade da un muretto mentre gioca a palle di neve e sbatte la testa, il piccolo gravissimo ricoverato con l'elicottero a Padova. Tragico incidente sulla Romea a Chioggia, improvvisa inversione di un ciclista che finisce contro una gazzella dei carabinieri in transito, nulla da fare per l'uomo, strada chiusa, traffico in tilt. Il 48enne accusato della morte di Marilena Corrò si trovava in libertà dal carcere dopo che parte della comunità italiana dell'isola gli aveva pagato la cauzione, era accusato di violenze gravi nei confronti di un altro italiano. Sgominata dalla polizia, una banda di rapinatori mettevano a segno colpi tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, stavano progettando una rapina a mano armata. È stata individuata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel canale della Giudecca l'edicola delle Zattere, sradicata la notte dell'acqua alta record, si trova a 7 metri di profondità e a 20 metri dalla sua sede originaria. Venezia in ginocchio e il litorale devastato, torna stasera dalle 21:15 il documentario realizzato dalla nostra emittente sui giorni drammatici dell'acqua alta e delle mareggiate. Questi i titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Buonasera e ben ritrovati. In primo piano la politica con il referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Si vota domani dalle 7 alle 23 negli stessi seggi e con le stesse modalità delle altre elezioni ed è terminato poco prima delle 17 di questo pomeriggio l'insediamento di tutte le 256 sezioni elettorali del territorio comunale. Ormai è solo questione di ore prima dell'apertura dei seggi elettorali per il referendum sulla creazione o meno dei comuni autonomi di Venezia e Mestre. Dopo i dibattiti, gli incontri, le manifestazioni e anche le polemiche, si va quindi alle urne che saranno aperte dalle 7 del mattino fino alle 23. Le modalità di voto rimangono le medesime di ogni altra consultazione elettorale. Si vota quindi negli stessi seggi di sempre, naturalmente presentandosi muniti di tessera elettorale e di un documento di identità. Gli aventi diritto al voto sono 206.553, 97.793 uomini e 108.760 donne, tra cui 92 ultracentenari e 1.074 giovani che andranno per la prima volta al voto. 4 festeggeranno i loro 18 anni proprio nel giorno delle votazioni. Si tratta di un referendum consultivo per il quale è richiesto si rechi alle urne il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Particolare questo peraltro contestato attraverso un ricorso al TAR nel quale si sostiene l'insussistenza del quorum nei referendum consultivi. Il quesito sul futuro amministrativo di Venezia e Mestre è stato già oggetto di precedenti consultazioni nel 1979, 1989, 1994 e 2003. Lo spoglio inizierà poco dopo la chiusura dei seggi alle 23. È un appuntamento quello del voto per il referendum per la separazione di Venezia e Mestre che Antenna 3 seguirà in diretta a partire dalle 21:15 di domani con una maratona non stop prima e dopo la chiusura dei seggi. Collegamenti costanti con i nostri inviati per aggiornarvi in tempo reale sull'esito del voto e i commenti dei risultati. Apriamo adesso la pagina di cronaca a partire dal dramma che si è consumato nel pomeriggio nel Bellunese. Stava giocando a palle di neve sopra un muretto quando ad un tratto è scivolato battendo violentemente la testa a terra. Il bimbo di 10 anni, residente a Cavrier di San Biagio di Callalta, è stato subito soccorso, immediatamente è stato allertato il SUEM 118 che ha raggiunto le montagne bellunesi, esattamente ad Anta di Cadore, con l'elicottero e ha trasportato il bambino all'ospedale di Padova. Le sue condizioni risultano molto gravi. E un'altra tragedia si è consumata questa mattina invece lungo la Romea a Chioggia, quando una gazzella dei carabinieri ha travolto un ciclista che è morto sul colpo. Tra le cause non si esclude quella della fitta nebbia. Tragedia della strada Sant'Anna di Chioggia quando un'auto dei carabinieri della locale stazione ha urtato un 38enne bengalese mentre in bici stava attraversando la Romea sotto la coltre di nebbia delle 8:30 del mattino. Il ciclista del posto sarebbe stato sbalzato di sella cadendo violentemente a terra, morendo sul colpo. Inutile per lui ogni tipo di soccorso nonostante l'arrivo del personale del SUEM 118. Difficile per gli agenti della Polstrada di Pieve di Sacco riuscire a individuare subito chi fosse. Al momento dell'impatto il bengalese era infatti sprovvisto dei documenti di identità.
Alcuni testimoni avrebbero affermato che la Gazzella dei Carabinieri si è trovata improvvisamente davanti il ciclista che ha invertito la marcia dal lato strada senza alcuna avvisaglia. Il tratto di Romea chiuso per i rilievi dopo la tragedia, con gravi disagi e ripercussioni al traffico, con le auto che hanno ripreso la regolare circolazione dopo l'ora di pranzo. Torniamo al delitto di Capoverde, un clamoroso retroscena nell'indagine che vede arrestati 2 italiani accusati della morte della trevigiana Marilena Corrò. Gianfranco Coppola, il presunto assassino di Marilena Corrò, si trovava in libertà grazie alla cauzione pagata da alcuni italiani di Capoverde. 3 anni fa l'uomo era stato condannato per le violenze su un connazionale al quale aveva provocato lesioni molto gravi. La conferma arriva dalla console onoraria di Capoverde a Milano, Edna Lopez, che sta seguendo la vicenda. Sappiamo che alcuni membri della comunità italiana a Capoverde fecero all'epoca una raccolta, una colletta. Mi sembra che quello richiesto i soldi richiesti fossero intorno ai 3.000 euro. Dato che questo signora sembra non ce l'avesse, qualcuno si disponibilizzò ad organizzare questa colletta. E sull'isola è polemica tra gli stessi italiani. Sui social in molti dicono ai connazionali che avevano messo mano al portafogli di vergognarsi. Sembra però certo che se non ci fosse stato quel pagamento servito a risarcire la vittima dell'aggressione, l'uomo forse non avrebbe fatto del male alla donna trevigiana. Ma di certo ciò che sente la comunità italiana giù è questo senso del fatto che se lui all'epoca non fosse stato liberato, oggi non avrebbe potuto commettere ciò che ha commesso. Coppola intanto avrebbe ammesso parte delle responsabilità, negando però di aver usato armi contundenti e che la donna sarebbe morta dopo aver sbattuto la testa, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza. Con lui si trova in stato di arresto un altro italiano, Pierangelo Zigliani, accusato di averlo aiutato nel ripristinare la scena del delitto. Quanto al movente, è la stessa console a confermare le voci che arrivano dall'isola. Coppola, che gestiva la piccola pensione della Corrò quando lei era assente, non saldava i propri debiti. La donna per questo aveva preteso il credito, dicendo a Coppola di essere pronta a denunciarlo per spaccio di droga che in questi giorni è stata trovata in casa dell'uomo nel corso di una perquisizione. Per le modalità del delitto tutta l'isola è sotto shock. Sono tutti sconvolti, diciamo che la comunità italiana in generale a Capoverde e anche la comunità capoverdiana è sconvolta da questo delitto. Stavano pianificando una grossa rapina a mano armata nel nord Italia. La polizia li ha fermati, una persona è stata arrestata, 6 gli indagati ed è proprio il capo della banda che lo scorso agosto aveva messo a segno un colpo al compro oro di Mestre. Il blitz è scattato all'alba, la polizia ha arrestato il capobanda, un 41enne originario della Campania, 6 le persone indagate, tutti sono pluripregiudicati. Si tratta di rapinatori trasfertisti che da Napoli raggiungevano il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e mettevano a segno rapine, furti ed estorsioni. Si trattava di un gruppo, snello, trasfertista, con soggetti tra di loro intercambiabili a seconda del tipo di lavoro, tra virgolette, trovavano la persona che aveva determinate caratteristiche. Le forze dell'ordine li tenevano sotto controllo da tempo quando hanno deciso di intervenire. Dal contesto investigativo era emersa l'imminenza relativamente alla commissione di un'altra rapina a mano armata, di questo siamo certi, e non ancora localizzata come obiettivo, però certamente di imminente consumazione. E a questo punto, per ovvie ragioni di incolumità pubblica e di sicurezza delle persone, è chiaro che non potevamo più aspettare. Malviventi pronti a tutto. E a vario titolo è stata emessa un'ordinanza restrittiva proprio per una rapina a mano armata commessa a Mestre. Si è contestualizzato anche un furto, un grosso furto nel 2015, e c'è tanto materiale investigativo che adesso sarà approfondito e probatorio proprio dagli stessi investigatori della squadra mobile.
Sarebbero loro gli autori di un grosso furto a Pordenone durante il quale furono rubati diversi quadri di pregio per un valore di 300.000 euro. Non solo, ma dopo il colpo iniziarono a richiedere grosse somme alle vittime per poter riavere i quadri. E sarebbe stato proprio il capobanda invece a mettere a segno una rapina a mano armata lo scorso 29 agosto al Compro Oro di Mestre. Il 41enne, casco in testa, entrò nel negozio e puntando una pistola contro la titolare si fece consegnare la borsa, il portafoglio e il denaro contante. Le squadre mobili di Pordenone, Venezia, Napoli e Varese hanno messo in atto nelle ore scorse una serie di perquisizioni nelle abitazioni dei 6 complici. Arrestato invece il 41enne e trasferito nel carcere di Poggioreale a Napoli. È stata individuata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco nel canale della Giudecca l'edicola delle Zattere, sradicata dal vento e scomparsa in laguna nella notte dell'eccezionale acqua alta del 12 novembre. L'edicola è stata individuata con un sonar in prossimità dell'imbarcadero dei mezzi pubblici, ad una ventina di metri circa da dove era posizionata. I sommozzatori si sono immersi per una verifica visiva, constatando che l'edicola si trova ad una profondità di 7 metri in buono stato. Il chiosco è posizionato sott'acqua come se si trovasse in superficie. Nei prossimi giorni saranno effettuate tutte le valutazioni per predisporre il recupero con l'utilizzo di un pontone. E a proposito di acqua alta, questa sera grande richiesta a partire dalle 21:15 vi riproporremo il documentario L'Apocalisse di Venezia, il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio Venezia con l'alta marea da record in primo piano nelle nostre edizioni straordinarie che vi hanno aggiornato ora dopo ora su quanto stava accadendo non solo nel capoluogo lagunare. Dopo i grandi ascolti di sabato scorso, da voi la richiesta di mandarla nuovamente in onda e così sarà questa sera a partire dalle 21:15 con il documentario L'Apocalisse di Venezia. Sono trascorsi più di 2 anni dal referendum con il quale i veneti scelsero a gran maggioranza la via dell'autonomia. A Stra, nel veneziano, un convegno per fare il punto della situazione. A 2 anni e un mese dal referendum, i veneti sono in marcia compatti verso l'autonomia o procedono divisi verso la meta? Se ne è parlato ieri a Villa Gritti a Stra, in un convegno organizzato da VenetiNet, movimento di professionisti e intellettuali presieduto dal professor Antonio Scipioni dell'Università di Padova e deciso a far valere le ragioni e i valori del Veneto. Ogni 7 leggi che vengono fuori in Italia, in Germania una, in Inghilterra 0,9, una forma di organizzativa che di fatto ci sommerge con tsunami burocratici e legislativi. Tra i molti interventi quelli di Renato Mason, segretario generale della CGA, del consigliere regionale di Veneti per l'Autonomia Maurizio Conte, di Iuri De Luca del Partito dei Veneti e dell'ex presidente del Consiglio regionale del Veneto Marino Finozzi. L'avvocato Renzo Fogliata e il professor Roberto Gris, nella loro relazione, hanno ricordato la storia millenaria di Venezia e la questione identitaria. La pretesa di una porzione del corpo elettorale, quindi i veneti non sono, cioè noi parliamo di popolo, ma ci rivolgiamo a un interlocutore che nega radice questa nozione. Noi siamo una porzione del corpo elettorale. Veneti, come regione, come popolo, dobbiamo raccontarci agli altri, dobbiamo presentarci bene. Risulta un problema però a livello di relazione nel momento in cui l'interlocutore, cioè il ricevente del messaggio, ci considera una porzione elettorale. Il residuo fiscale e il confronto economico con la Germania nella relazione di Gianangelo Bellati. Avete visto il numero di funzionari dipendenti? Questo è rispetto alla media italiana, ma guardate che rispetto alla media europea siamo ancora meglio messi, perché la media europea è più alta della media delle regioni virtuose, fra cui c'è quella del Veneto. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto ha messo in guardia dal rischio di dividersi sull'autonomia in una fase molto delicata in cui le aspirazioni indipendentiste schiacciate in Catalogna dimostrano che l'autonomia è l'unica strada percorribile. Ha chiuso i lavori del convegno di VenetiNet l'intervento del giornalista Oscar Giannino.
Si torna a parlare della possibile candidatura del vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, come candidato presidente alle regionali del 2020. Il primo cittadino padovano, Sergio Giordani, lo paragona ad uno dei giocatori simbolo della sua gestione del Padova Calcio, Angelo Di Livio, che se ne andò proprio dal club biancoscudato per passare alla Juventus. Ecco che cosa ha detto ai nostri microfoni. È una persona gradevole, in cui collaboro bene, in cui potrebbe essere un buon candidato, l'ho detto, però ho fatto anche un'altra cosa in 2 giunte consecutive. Ho detto a tutti quanti: se restate con me, egoisticamente sto meglio, perché vuol dire vi conosco, pregi e difetti, come voi conoscete me, e siccome è un gruppo che sta facendo bene tutti quanti, io tendo che restino con me, egoisticamente parlando. Dopo non posso limitare queste cose. Se sono ambizioni, io le capisco. È come trattenere, quando facevo calcio, è come trattenere Di Livio che dice no, non vai via e stai qua. Mi trovo un nemico in casa, cosa che non voglio. Voglio amicizia, serenità, tranquillità, io voglio lavorare bene. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta e torniamo a parlare della scuola elementare di Zerman di Mogliano, dove le maestre hanno deciso quest'anno di non allestire il presepe. Mentre la preside incontra il presidente di quartiere, arriva l'attacco frontale dell'assessore regionale Elena Donazzan. Quanto accaduto a Mogliano è vergognoso, il presepe rappresenta la nostra identità cristiana. Dura presa di posizione dell'assessore regionale alla scuola Elena Donazzan in merito alla decisione delle maestre delle elementari Marco Polo di Zerman di non allestire quest'anno la natività. Invito le famiglie, prosegue l'assessore, ad andare a scuola e a fare i presepi insieme ai propri figli, perché la scuola appartiene a loro e non a dirigenti e insegnanti. Anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Treviso, Davide Visentini, interviene sulla vicenda. Lunedì mattina, spiega, presenterà una mozione in comune per impegnare Giunta e Consiglio a garantire la realizzazione di un presepe da esporre durante il periodo natalizio presso la residenza municipale e a sensibilizzare tutti i dirigenti scolastici affinché venga realizzato ed esposto il presepe nei propri istituti scolastici. Intanto, dopo le richieste arrivate da parte dei genitori di Zerman, il presidente del quartiere ha incontrato la dirigente scolastica De Salvatore. Abbiamo discusso con la preside, anzi una discussione molto ma molto accesa, però ha portato dei risultati. La preside ha ribadito che gli insegnanti hanno agito in base al principio dell'autonomia di programma. Io non discuto sull'autonomia, la rispetto al 100%, però io dico sempre che c'è solo la scuola, i bambini non sono della scuola. Ricordo io quando ero piccolo l'emozione che si provava quando si faceva il presepe e credo che anche i nostri bambini la possano provare. Questo gli è stato impedito. La professoressa De Salvatore ha assicurato che a breve vi sarà un chiarimento da parte delle stesse maestre. I consiglieri d'istituto che saranno convocati dalle maestre, si troveranno per poi parlare con i genitori. Siamo affezionati alle scuole di Zerman, le sosteniamo in vari modi, aggiunge ancora Cillotto. Le maestre sono bravissime, solo che a questo punto hanno schiacciato un tasto del pianoforte sbagliato, ma può succedere a tutti, quindi si può correggere. Anche il comune di Mogliano è stato colto di sorpresa dalla decisione delle insegnanti. Non c'è stata chiarezza, so che non è stato comunicato a nessuno dei genitori questa scelta. Intanto in molti sperano in un passo indietro delle maestre. Visto che a Natale mancano ancora circa 20 giorni, speriamo che in 20 giorni succeda qualcosa di positivo, di buono. Il presepe venga fatto? Io mi auguro di sì. La Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha partecipato oggi alla colletta alimentare facendo la spesa per chi è meno fortunato. Eccola nel supermarket del gruppo Ali all'Arcella, dove ha avuto parole di stima per i tanti volontari che si impegnano per questa e per altre lodevoli iniziative. Nella giornata della colletta alimentare organizzata ogni anno dalla Fondazione Banco Alimentare per dare una mano a chi è meno fortunato, arriva l'esempio della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda carica dello Stato si è recata al market del gruppo Ali del popoloso quartiere padovano dell'Arcella, appositamente per riempire un carrello da donare ai volontari del Banco Alimentare. Tra flash, strette di mano e qualche consultazione con i suoi accompagnatori per decidere cosa inserire nel carrello, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha decisamente ravvivato il tran tran quotidiano del market di quartiere.
All'uscita del supermercato la Presidente del Senato ha ricevuto l'omaggio floreale da parte del patron di Ali, Francesco Canella. Poi ha incontrato i volontari della colletta alimentare con i quali si è soffermata per chiedere qualche informazione sull'esito della giornata di raccolta. Proprio per i volontari Casellati ha avuto parole di grande stima. Un gesto di testimonianza delle istituzioni perché le istituzioni sono sempre vicine a questo mondo straordinario del volontariato. Qui oggi ho visto tantissimi giovani che veicolano un messaggio importante, che è quello che occorre aiutare le tante persone che oggi si trovano in una situazione di grave difficoltà. I volontari sono tanti, sono quegli invisibili che rendono bella questa Italia con le loro azioni quotidiane di soccorso alle persone che davvero hanno necessità. Sono tanti. E sono migliaia i volontari che con la loro casacca gialla prestano servizio per raccogliere, organizzare e distribuire quel che viene donato a chi ha meno. La giornata sta andando molto bene, ci sono qua nella nostra provincia 220 supermercati coinvolti, 3.000 volontari e diciamo come sempre da 30 anni a questa parte è proprio una bella giornata perché si chiede a tutti di donare un po' della loro spesa per chi ha più bisogno. Per questa edizione ci fermiamo qui, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, non mi resta che ringraziarvi e augurarvi una buona domenica. Bentrovati al meteo. Sarà una domenica piuttosto piovosa, una perturbazione raggiunge infatti il nostro territorio. La situazione di domenica 1° dicembre. Sul Veneto il mese inizia all'insegna di molte nubi ovunque, con rovesci via via più diffusi in giornata, localmente anche intensi. Neve sulle Dolomiti dagli 800 ai 1000 metri. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, valori massimi ancora stazionari tra i 4 e i 12 gradi. Molte nubi sul Friuli Venezia Giulia, con precipitazioni soprattutto a partire dalle ore pomeridiane. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime oscillanti tra i 9 e i 12 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, stessa situazione con piogge diffuse un po' dappertutto. Temperature in lieve calo, minime tra 2 e 3 gradi, massime tra 3 e 4 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.